bentornata Virna. Grazie Dario. Allora, Grazie. abbiamo Alessandra Ben ancora a trovato. Roma a fare questo master in comunicazione, verrà a casa con 3 lauree minimo. Però noi siamo contenti perché io insomma casco sempre in piedi perché con Virna ormai cos'è la terza volta che viene a darci una mano a presentare, anche perché parliamo di enti di promozione sportiva e tu insomma nella tua famiglia, i tuoi atleti a casa fanno attività una famiglia di sportivi che fanno anche attività negli enti di promozione sportiva. Bene, cos'è? La 19ª puntata di questa stagione, della 5ª stagione della trasmissione sportiva del CONI regionale del Veneto. Ormai abbiamo quasi presentato un po' tutto il panorama delle federazioni, delle federazioni associate, degli enti riconosciuti, eccetera. In questa puntata voglio presentare una parte degli enti di promozione sportiva. Non sono tutti perché sono 13 se non ricordo male, ma ne abbiamo 6 questa sera ben rappresentati, quindi circa metà di quelli che ci sono. Sicuramente molti di quelli importanti. Allora io questa sera, Virna noi li abbiamo già un po' conosciuti, qualcuno sì, conosciamo già un po' di tempo, presento Enrico Boni, vicepresidente del CONI regionale del Veneto, un applauso a Enrico. E anche diciamo, il coordinatore all'interno del CONI regionale del Veneto proprio dei rapporti con gli enti di promozione. Enrico, credo che sia un caso abbastanza importante il fatto che il CONI regionale abbia vicepresidente un rappresentante, diciamo, tu sei anche responsabile regionale dell'USACLI, degli enti di promozione sportiva. Una volta, ma non tanto tempo fa, gli enti di promozione sportiva erano un'altra cosa, dicevano le federazioni, invece adesso insomma è diventata veramente tutta una famiglia del mondo sportivo. Lo sai che è una buona domanda, comunque sì, è un dato importante sicuramente avere qua in Veneto, ho avuto l'opportunità di avere come vicepresidente un rappresentante degli enti di promozione sportiva. Tra l'altro in tutta Italia c'è solo un'altra regione che è il Lazio che ha anche un altro vicepresidente che viene dagli enti di promozione sportiva. È un bel segnale perché diciamo, noi sono un po' di anni che siamo finalmente stati inseriti all'interno del CONI con le nostre rappresentanze, perché lo sport non è solo quello che stiamo vedendo in questi giorni con i campionati del mondo di calcio piuttosto che le Olimpiadi o altri eventi di grande risalto, risalto sportivo, ma anche quell'attività che viene fatta quotidianamente, tutti i giorni, dai nostri ragazzi, partendo già dalle scuole non solo elementari, ma anche già nelle scuole materne, fino ad arrivare poi all'attività per gli anziani, che sono proprio quelle attività che invece seguiamo noi come enti di promozione sportiva. Noi non abbiamo come obiettivo il risultato, perché poi essere nel CONI e nelle federazioni, l'obiettivo è avere degli atleti capaci, di eccellenza, che portano dei risultati poi quando ci sono le grandi competizioni sportive. L'obiettivo che abbiamo come enti di promozione è far fare lo sport a tutti in maniera sana e che li porti a avere quindi un miglioramento anche per la loro salute, soprattutto quando poi vanno avanti con gli anni, perché fortunatamente è stato dimostrato che fare attività sportiva aiuta a prevenire anche molti malanni e acciacchi che non Enrico, guasta. però ci sono molti atleti che sono diventati campioni che hanno proprio iniziato con gli enti di promozione sportiva. Sono tanti i casi in cui vediamo nei curriculum di tanti atleti che hanno iniziato negli enti di promozione. Quindi vale veramente questo principio per cui l'ente di promozione sportiva è il primo passo, diciamo così, per avvicinarsi al mondo sportivo, senza diciamo, l'assillo dell'agonismo, anche se ovviamente le attività di promozione sportiva sono agonistiche. Possiamo dire di sì, che il contatto con l'ente di promozione sportiva è nella maggior parte dei casi il primo contatto con lo sport che ha un bambino, un ragazzo e poi col passare del tempo, giustamente raggiungendo certi livelli, non è compito nostro degli enti di promozione sportiva, ma poi è compito delle federazioni, ma molti poi rimangono anche molto vicini all'ente dove hanno iniziato a fare la loro attività sportiva e questo è anche molto bello ed è importante per il lavoro che facciamo 365 giorni all'anno. Quindi può costituire un ponte verso un'attività sportiva, diciamo, più di maggiore eccellenza, ecco, come dicevamo prima. Sì, è un ponte e soprattutto un grande collegamento perché il lavoro grosso che si sta facendo in questi anni e anche quello che stiamo cercando di fare qua nel nostro territorio veneto come
enti di promozione sportiva e far capire non tanto al CONI, perché se ci ha voluto poi al suo interno in maniera ufficiale già qualche anno fa, probabilmente pensiamo che l'abbia capito in maniera chiara. Poi in Veneto sicuramente, avendo fatto anche la scelta di avere uno dei vicepresidenti degli enti, ma cerchiamo di far capire alle federazioni sportive, all'altro mondo dello sport agonistico, che noi non siamo in concorrenza, ma semmai siamo complementari. Diamo la possibilità di avere un contatto con più persone, più ragazzi, più gente che vuole praticare sport e quindi far crescere proprio tutto quello che è il mondo sportivo nel nostro territorio. Bene, cominciamo a conoscere anche qualcuno. altri ospiti, sì. Iniziamo con l'Axi. Con l'Axi, con Rossano Nicoletto. Bene, un applauso all'Axi. Allora, cerchiamo anche di svelare, non tutti sanno sempre l'acronimo. L'acronimo che cosa significa iniziali. AXI? Lo facciamo dire a Rossano. Beh, AXI significa Associazione Centri Sportivi Italiani, che è in realtà la dicitura completa dall'ultimo congresso è Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero. Quindi la dicitura completa è AXI, Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero. C'è stata qualche taratura nei nomi, perché non dimentichiamo che alcuni enti di promozione sportiva erano espressioni di aree politiche, diciamo così, in passato. Quindi mi viene in mente l'ASI, di cui io sono anche responsabile del motociclismo, che era Alleanza Sportiva Italiana, e poi adesso è Associazioni Socio-Sportive Italiane, insomma si è un po' modificata. Per cui insomma diciamo che adesso non so l'AXI, non credo che abbia avuto un'origine legata a movimenti politici, però sicuramente queste, diciamo, rimodernizzazioni non ci sono più, forse neanche più tutti quei movimenti, partiti che c'erano una volta, quindi non ha neanche tanto poi fare un senso, collocare gli enti di promozione sportiva di qua, di là, sotto. Dario, credo che questo dipenda anche dai vari riconoscimenti che poi gli enti ottengono nel corso della loro vita, insomma. E quindi chiaramente, visto che sono stati molteplici anche a livello internazionale, perché noi siamo come AXI nazionale affiliati a XIT, per esempio, no? Che è un organismo internazionale che raggruppa. L'anno prossimo ci saranno delle importanti manifestazioni a Malta, quindi si va verso anche una internazionalizzazione. L'ho detta giusta? L'ho detta sì, dell'attività associativa, chiaramente, no? Ecco, comunque tornando all'AXI, esatto. In realtà AXI più o meno qualche informazione, esatto. Allora, diciamo che vabbè, poi se tutti quanti gli enti nominassero tutte le attività sportive perché che sono fanno, specie di polisportive, avremo bisogno polisportive. di una trasmissione lunga dei mesi, per cui rimaniamo su quelle che sono magari le peculiarità di ogni... Le attività principali, attività principali, diciamo, me le sono anche segnate qui per non dimenticarmele. Comunque diciamo che il calcio, abbiamo un campionato di calcio amatoriale che si svolge a Villaferri, che raggruppa 80 squadre, quindi è diventato un ambito sportivo ad Albignasio, provincia di Padova. Sì, in realtà è ancora a Padova perché è proprio l'ultima. Lo spiego a chi ci segue da Napoli, da Firenze, certo, giusto per spiegare l'area geografica. Con gli amici Federico, Alessandro, la Marilena, Enrico Brancato, che ovviamente danno una mano all'Achille Sport e a noi dell'AXI per fare questa fase provinciale, e qui abbiamo anche dei giocatori di una squadra che l'anno scorso è arrivata seconda, perdendo, era rappresentante di Padova, perdendo ai campionati nazionali, ai supplementari. Quindi il calcio importante, ma credo che sia importante e trainante per quasi tutti gli enti di promozione sportiva. L'anno scorso abbiamo organizzato a Jesolo i campionati nazionali, parlo di tutta la stagione passata, chiaramente, non dei progetti futuri che magari in attività li affronteremo nel secondo intervento se ci sarà tempo. Abbiamo organizzato il campionato italiano di pattinaggio a Jesolo, quindi anche nel pattinaggio abbiamo una grossa rappresentanza e siamo presenti sul territorio nazionale. Il ciclismo, perché abbiamo oltre 1000 società ciclistiche da qualche anno e un quinto di queste società operano nel Veneto, e tutti sanno ovviamente che... Io sapevo questa cosa perché poi a Galzignano, dove tutti sanno che abito, c'è una corsa ciclistica proprio il 13 di giugno, che è un ex Udace, adesso non so, c'era anche l'Udace, ma comunque AXI
con l'amico Livio Fornasiero, che è il giornalista che segue tutte queste cose. Bravo. E so che insomma l'attività ciclistica Difatti c'è una corsa a tappe, ci occupiamo non solo di ciclismo con la bici da corsa classica, diciamo, ma anche di MTB, quindi di mountain bike, sono attività e lì proprio c'è la Coppa dei Colli Euganei che viene fatta su, mi pare siano 13 tappe nei Colli Euganei, ed è ovviamente il responsabile regionale e il provinciale che organizzano a Padova questa cosa dei con Colli anche i 7 guadi con Roberto Palma, insomma sono gare importanti che si svolgono nei Colli Euganei e soprattutto nel fuoristrada, diciamo, nel mountain bike. Ecco. Bene, allora abbiamo detto ciclismo. Quindi calcio, ciclismo, pattinaggio. Pattinaggio e poi voglio dire, visto che tu sei motociclista e ci troviamo sempre alla Fiera di Padova, io sono presidente nazionale di un registro di veicoli d'epoca e sono stato intervistato da Report non più di un mese fa come esperto anche per una proposta di legge che stiamo portando avanti, quindi hanno intervistato i massimi esponenti dei vari dell'ACI, dell'ASI, che non è Alleanza Sportiva Italiana, quello che è, ma è Automoto Club Storico Italiano, ovviamente. Il registro, diciamo, storico. Ecco, e hanno intervistato anche me, quindi ho avuto il piacere. Questo chiaramente è un riconoscimento a tutti gli effetti dello spessore che abbiamo raggiunto. E volevo citare un concorso di eleganza che in sole 3 edizioni, quella che facciamo quest'anno è la quarta, che si chiama Stelle sugli Stone, qui vediamo le immagini. È un concorso di eleganza prettamente automobilistico, chiaramente ci sono anche, avete visto, dei belli accessori. Delle belle ragazze. Sì, perché è nato come concorso di eleganza, qui siamo il Pedrocchi, si vede, come concorso di eleganza automobilistica femminile. E abbiamo avuto il piacere nell'ultima edizione di avere presente l'unico che ha vinto Villa d'Este 4 volte, che è Corrado Lopresto, che è uno dei più grossi collezionisti al mondo, e che era a Firenze con la ne abbiamo parlato alla 1000 miglia anche di questi, bravissimo. queste scuderie, di questi organizzatori. Difatti per la prima volta quest'anno la 1000 miglia ha fatto tappa per un paio di anni, è passata da Padova, e mentre quest'anno che è partita da Brescia ha fatto la prima tappa quest'anno nelle Terme Euganee a Montegrotto. Io ero a fare lo speaker a Montegrotto, quindi mi sono visto perché poi sono partiti alla mattina. Vabbè, se siamo sa già tutto, non gli dico niente. No, vabbè, insomma, non entrare nel mondo dei motori perché è il mio piccolo quotidiano. È una passione comune. Bene, poi andiamo avanti. Tanto dicevo così. Delle collaborazioni che abbiamo poi con varie onlus, perché sia questa sia tutte le altre manifestazioni importanti che facciamo, soprattutto quelle di livello nazionale o internazionale, collaboriamo ovviamente con delle onlus a livello locale, ma sono onlus tipo Emergency, che chiaramente è conosciutissima. Cosiddetti charity partners, esatto. Partner della carità, tra virgolette, della beneficenza. E poi varie altre onlus, insomma, di livello che poi sarebbe. Bene, anche... poi faremo un secondo giro e magari entriamo più nel merito di quanti iscritti, affiliati, eccetera, società. Bene? Benissimo. Andiamo avanti, con Roberto Lovison. Un applauso a Roberto. Il suo acronimo invece è CSAIN, che sta per? Centri sportivi aziendali e industriali. Prima di tutto un saluto ai telespettatori che ci stanno guardando, per raccontare un po' la storia anche di questo ente di promozione sportiva, che differentemente da come accade per altri enti nati anni fa in un ambito politico, questo ente nasce in un ambito più economico, nel senso che ha raggruppato moltissime associazioni provenienti dallo sport d'impresa, cioè da tutte quelle aziende che all'interno costituivano dei circoli sportivi. O CRAL. O CRAL. CRAL o centri sportivi aziendali. E questa è la nostra particolare peculiarità, differenza sostanziale dagli altri enti. Poi ovviamente, come è avvenuto per gli altri, anche la nostra è stata un'evoluzione molto importante sotto il profilo dello sport amatoriale e dello sport dilettantistico, nel senso che abbiamo cercato di svolgere all'interno sia della nostra regione Veneto, ma all'interno proprio come mission nazionale, lo sport sociale. Ed è questa una delle caratteristiche più importanti, perché noi riteniamo che lo sport sia di tutti, debba essere per tutti, e tutti questi uomini, donne, bambini che quotidianamente fanno delle attività sportive rappresentano per noi un fiore all'occhiello e dell'orgoglio dello sport italiano in generale. Ecco. Detto questo, col passare degli anni le nostre attività
hanno spaziato a 360 gradi. Voglio raccontarne una particolarmente importante che si svolge a Padova e nella sua provincia. Abbiamo circa 1800 anziani che quotidianamente partono dalle loro case, prendono dei pullman organizzati da noi, vanno nelle piscine di Abano e Montegrotto a svolgere attività di acquagym in acqua termale. Ecco, questo è un momento particolarmente importante perché queste persone, prima di tutto, abbiamo tolto le persone dalla televisione, dalle loro poltrone, le abbiamo portate in un ambito sportivo, li facciamo fare in tutta sicurezza con un assistente bagnante e un'istruttrice di acquagym delle attività sportive. All'interno del trasporto del comune a Montegrotto trovano la possibilità di socializzare, di conoscersi, di stare tra di loro e partono delle storie di socializzazione molto importanti. E questa è una cosa proprio particolare che svolgiamo. Altre discipline, diciamo, che seguite? Altre discipline. Abbiamo visto adesso immagini. Uno dei nostri amici presenti anche in studio a seguire questa palestra. La nostra sede regionale è un centro di aggregazione per le associazioni ed è anche un polo all'interno del quale noi diamo una serie di servizi molto importanti ai nostri associati, perché riteniamo che l'attività sportiva deve essere fatta con tutti i crismi, quindi ci occupiamo moltissimo degli aspetti assicurativi, vogliamo che tutti gli sportivi siano assicurati, ci occupiamo degli aspetti sociosanitari, vogliamo che tutti abbiano o il certificato medico agonistico o il certificato medico non agonistico a seconda della tipologia di sport che essi vanno a fare, e diamo anche assistenza sotto il profilo contabile e amministrativo, perché le associazioni hanno bisogno di essere condotte correttamente sulla strada della grandissima varietà di norme che ci sono in questo paese, che rendono la vita complicata al mondo dello sport. Riconoscendoci noi nello sport amatoriale e dilettantistico, ne vogliamo sopravalutare l'importanza, perché molto spesso viene considerato troppo poco, e vogliamo dire che all'interno della nostra regione, per esempio, io che sono il presidente regionale, rappresento oltre 500 associazioni affiliate, il che significa che migliaia di persone tutti i giorni attraverso la nostra organizzazione fanno delle attività sportive. Proseguendo, chiudiamo un po' perché dopo rischiamo sempre di non riuscire a parlare avanti, tutti. Sì. Comunque finisci, Roberto, dopo possiamo... Proseguendo, diciamo, le altre cose particolarmente interessanti sono per esempio il campionato di calcio per amatori over 40 e over 50. Noi da molti anni ci occupiamo di questo tipo di calciatori perché vogliamo sconfiggere le leggi della fisica, vogliamo fare in modo che i calciatori possano continuare le loro attività sportive fino oltre i 50 anni. Tant'è vero che organizziamo dei campionati di un certo livello anche agonistico con oltre 25 squadre, organizziamo anche le loro finali regionali e nazionali. Insomma. Siamo particolarmente amanti del calcio a 11 e vogliamo che questo sport venga portato avanti fino a tarda età. Disponibile per tutti. Certo. Quindi insomma, appendere le scarpette al chiodo basta, con la vostra associazione questo non avviene. Bene, andiamo avanti con un altro ente importante che di calcio, di tornei, di atletica, ne faccio di colori. Pallavolo, CSI, Diego Mazzaro. Facciamo un applauso a Diego Mazzaro del CSI. Questo è facile, CSI. Diciamo CSI è facile, e oltretutto siamo l'ente di promozione sportiva, poi una volta ci chiamavamo ente di propaganda sportiva. È soltanto dagli anni '80 che ci chiamiamo enti di promozione sportiva. No? Okay. Il CSI ha avuto una prima nascita nel 1906 come federazione delle associazioni sportive cattoliche italiane. Siamo stati costretti a chiudere durante il ventennio. Siamo nati nel 1944 con questo nome, Centro Sportivo Italiano. Facciamo parte di quell'area, diciamo, che chiamiamo tutti area dello sport per tutti, per un attimo bilanciare quello che è lo sport del CONI, delle federazioni, che hanno come obiettivo che se ne dica Citius, Altius, Fortius, quindi più alto, più forte, quindi risultato tecnico, agonistico portato al massimo livello. Lo facciamo anche noi, però gli obiettivi nostri chiaramente sono diversi. Il CSI tra l'altro è famoso un attimo perché negli anni 70 ha un po' contestato certi principi del CONI, perché a un certo punto abbiamo abolito i nostri campionati per differenziarci dai campionati delle federazioni. Proprio per far capire che eravamo un'altra cosa. Siamo stati anche capiti male perché qualcuno diceva che dicevamo che non volevamo l'agonismo, in realtà non è che non volevamo l'agonismo, non volevamo l'esasperazione, che è un'altra cosa. Ecco. Siamo presenti in tutta Italia,
con 140 comitati territoriali, dopo vi dirò magari qualche numero. Noi abbiamo un circuito come attività sportiva, abbiamo un circuito nazionale di campionati di squadra, calcio a 5, calcio a 7 e calcio a 11, pallacanestro, pallavolo, maschile, femminile e a suo tempo rivoluzionario, mista. E questo è il circuito nazionale a cui partecipano tutti i vincitori dei vari campionati territoriali. Abbiamo inoltre i campionati individuali, atletica leggera, corsa campestre, e diciamo praticamente li abbiamo quasi tutti, ciclismo, eccetera. Oltre a questo circuito nazionale a cui partecipano tutti i comitati territoriali, cioè le squadre vincitrici, abbiamo tutti i comitati territoriali che organizzano e promuovono altre attività sportive. Che so, per dirvene una, a Treviso per esempio abbiamo un campionato di dodgeball, che è la versione sportiva della palla avvelenata, che sembra di no, ma sta avendo un grosso successo, tanto vero che hanno anche organizzato un campionato, mi sembra, del mondo in Svezia, tanto per capirci, per cui siamo un po' aperti a tutto, ecco. Quindi c'è anche sperimentazione, c'è diciamo, sperimentazione, ecco, oltretutto abbiamo, come penso anche altri enti, abbiamo le nostre attività, diciamo, territoriali, che so, facciamo attività nel carcere, facciamo interventi nelle scuole, facciamo attività con i disabili. Famosissima è per esempio la grande sfida a Verona con centinaia di persone disabili che partecipano a questa iniziativa. Anche ping pong vedo che sta andando... Facciamo tennis tavolo, sì, ripeto, se volete io ve le nomino tutte, però... Ma mi sa che invece Virna ci deve dire qualcosa dalla regia. Devo interrompere un attimo il signor Vazzaro per andare in pubblicità, poi eventualmente ritorniamo. Bene, grazie intanto allora ai primi presentazioni.